Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Buonasera, eccoci qua con la nostra mongolfiera per la 10ª puntata e buon anno a tutti. A proposito, nuovo anno 2024. Ciao Rossella. Buonasera Gianluigi, buonasera Omar. Ciao a tutti, ben ritrovati e buonasera a voi. Bene, allora forse non so se c'è qualche problemino audio, se tu puoi ascoltare Omar come va, intanto metterai allora, il primo brano, i Gomma Gommas, i nostri amici marchigiani che ogni tanto noi li mettiamo nel blu dipinto di blu. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo felice più in alto del sole e ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
è blu, felice di stare qua giù con te. Va bene, i Gomma Gommas qui a Radio Nostra. Allora io direi di restare con la nostra mongolfiera in zona. Facciamo una capatina a Jesolo col nostro primo ospite, Antonio Lunardelli. Ciao Antonio. Buon anno. Aspetta un attimo, eccoci qua, avevate il microfono spento, scusate. Buon anno Antonio. Allora, Antonio, Ciao a rappresentante... tutti, buono. Bene. Benvenuto a bordo. Da Jesolo, che è una località nota in tutta Italia perché è una delle prime spiagge per presenze, per arrivi, per notorietà. Siccome fa molto freddo, ci è venuta voglia di parlare di balneari. Tutti al mare, vai. Di spiaggia che è un sogno per Jesolo, ma a tenere 12 mesi su 12, no? L'attività balneare. Che dici Antonio? Dico che con questi cambiamenti climatici sta di fatto che la stagione si è allungata di un po' in tutta, non solo a Jesolo, ma un po' in tutta Italia. Abbiamo il caldo fino a ottobre, insomma, e quindi la gente si è fermata parecchio anche a Jesolo, insomma, quest'anno, come immagino anche da voi. Sì. Questo è sicuro dappertutto. E quindi arriveremo ad avere un tempo lungo per la balnearità, e quindi ci saranno anche le concessioni balneari che faranno gola un po' a tutti, no? Il tema delle concessioni balneari è un tema un po' ostico, nel senso che se ricordiamo negli anni 60, quando sono partiti i primi con le prime concessioni rilasciate, ogni albergo aveva la sua piccola concessione, ogni condominio aveva la sua piccola concessione, poi si sono associati, ma comunque erano sempre tante le concessioni che erano in spiaggia, al che anche sulla proposta della Capitaneria di Porto hanno dovuto un po' fare una sorta come si dice, di metterli assieme per dare meno concessioni, nel senso che abbracciare più territorio. Sono nati i consorzi balneari che erano 33 a Jesolo, che comprendevano un bel tratto di spiaggia, insomma, questi 33 consorzi, oltre ai chioschi e tutto quello che ci va dietro. Adesso di recentemente che dopo la Bolkestein, no, noi come Movimento 5 Stelle già dal 2018 in campagna elettorale dicevamo ai nostri amministratori: fate subito queste gare, perché così si evitano fraintendimenti e false aspettative. Adesso il Comune ha fatto un altro piano particolareggiato dell'Arenile, il Comune di Jesolo. Lo ha approvato a fine dell'anno scorso, nel senso che adesso non si chiamano più consorzi balneari, ma si chiamano UMG, unità minime di gestione. Quindi da 33 consorzi che c'erano prima, adesso sono diventate 16, quindi li hanno dimezzati, ma hanno ampliato, il territorio. hanno messo dentro ogni unità diversi consorzi. Quindi se si andasse anche a gara, chi fa la gara non deve più chiedere per un piccolo territorio, ma sa che si deve sobbarcare una grossa fetta di territorio. È come se io volessi andare a comprare un appartamento, faccio un esempio, e vado dal costruttore e dico: mi serve quell'appartamento, posso acquistarlo? Sì, ma ti devi comprare tutto il condominio. Cioè, quindi non so se chi è in grado di farlo. Sicuramente c'è tanta attenzione su questo, e soprattutto ci sono gli attuali gestori dei consorzi che aspirano a rimanere tali, insomma, a continuare a gestire il loro tratto di spiaggia, che adesso su queste unità minime di gestione hanno messo dentro tutto quello che è su quella zona, anche i chioschi, tutto dentro, non è che un chiosco è tutto dentro sulle unità minime di gestione. E scadevano e il Comune di Jesolo ha iniziato a rinnovare. E allora, se
la Bolkestein, o meglio il Consiglio di Stato, aveva deciso che entro il 31/12 del 2023 scadevano le concessioni e si doveva partire con le selezioni a evidenza pubblica. E invece no, qualcuno ha preso in mano la vecchia legge regionale, la 33, che è del 2002, insomma. Però questa legge regionale del 2002 trasferisce ai comuni la funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime in conformità alle leggi dello Stato. Lo Stato non ha fatto alcuna legge, insomma, per il momento. È 2 anni che si rimpallano, il governo si rimpalla sta roba, e quindi hanno rinviato più volte il Consiglio dei Ministri per questo. Ma la Presidente del Consiglio si sta muovendo, dicevo oggi, no, su un terreno molto scivoloso, visto che dovrà trovare una quadra tra le pressioni che gli ha fatto Mattarella dal Quirinale e le promesse fatte negli ultimi anni, che ha consentito a Fratelli d'Italia di intercettare i voti di un intero settore. E a questo punto che si fa? Noi, per capire qualcosa, a settembre abbiamo presentato un'istanza in comune per chiedere al nostro comune in base a quale normativa ha rilasciato le concessioni, ha rinnovato alcune concessioni demaniali. Scusa Antonio, scusa perché ti interrompo un attimo, perché magari c'è qualcuno che non ha proprio tutto presente l'argomento. Allora, le spiagge sono del demanio, giusto? E gli stabilimenti pagano un affitto. Diciamo di sì, un affitto irrisorio, insomma. Ci puoi vagamente quantificare la cifra, giusto per capire? Dipende dall'ampiezza, sull'ordine di qualche migliaio di euro, insomma, per ogni... Qualche migliaio di euro. Sì, 15.000 euro, penso, per ogni consorzio, perché anche i consorzi adesso non sono più consorzi, ma sono diventati una specie di società, in poche parole, che gestisce quel territorio. Quindi per poter gestire un ampio tratto di spiaggia facendolo diventare privato, diciamo, no? Perché sono tratti... è sempre pubblico, è libero accesso al pubblico, ma la gestione di quel tratto di spiaggia viene data in concessione a chi fa richiesta, insomma. A chi finora hanno sempre rinnovato ai soliti proprietari, ai soliti gestori. Quindi noi, visto che hanno iniziato a rinnovare per altri 20 anni addirittura, abbiamo chiesto sulla nostra istanza, 1, quale procedura ha adottato il nostro comune per l'assegnazione di queste aree demaniali. 2, nel caso che più ditte interessate alla stessa area concorrano per la stessa area, si avvierà una gara ad evidenza pubblica. E 3, in caso di annullamento, cioè io comune ti ho rinnovato la concessione balneare. Nel caso poi il governo, la Bolkestein, blocchi tutto, chi risarcirà, chi chiederà eventuali riscossioni per il danno che ha patito, visto che il comune mi ha rinnovato la concessione? E noi abbiamo fatto queste domande e l'abbiamo presentata a settembre, e pochi giorni fa il nostro assessore Maschio risponde che il tema ha rilevanza nazionale e che la normativa di settore è in continua evoluzione e che si è in attesa dell'intervento del legislatore che metta ordine alla materia. Nel rinnovare le concessioni hanno seguito le procedure previste dalla legge. Non ho capito, non ha detto di quale legge, secondo legge noi abbiamo, con riferimento alle responsabilità risarcitorie, ci dice poi, in caso di annullamento di titoli concessori e come possa configurarsi il tutto, non è possibile effettuare attualmente alcuna previsione. Quindi cosa si fa? Allora, sono tutti in attesa che il governo dia una proroga, ancora per prendere tempo. Un'altra proroga. Va bene. Però questi qua stanno chiedendo, nel caso che qualche vecchio conduttore di concessione balneare venga esonerato, che gli venga rimborsati i soldi perché hanno fatto
tanti investimenti sui loro consorzi per renderli più appetibili, eccetera, eccetera. Quindi vogliono essere rimborsati dei investimenti, però non dicono quanto hanno guadagnato in questi anni. Quindi, va bene, tu hai investito dei soldi, però quanto è che hai guadagnato su questi? Se li hai investiti vuol dire che li hai anche guadagnati, immagino io, può essere che anche sbagli. E stanno aspettando appunto questo, che intanto ci sia una proroga e che poi sia contemplata una specie di risarcimento a chi ha investito dei soldi. Però si dimenticano in questo, a meno che non ci siano manovre diverse, si sono dimenticati che l'articolo 49 del codice della navigazione, quindi nazionale, dice che sia espressamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga cessata la concessione, le opere non ammovibili costruite nella zona demaniale restano acquisite dallo Stato. Quindi non è che io ti devo risarcire, è già previsto, però quelle inamovibili sono dello Stato e là non ci piove sopra, quindi diamo ancora false speranze a questi signori oppure li evitiamo, perché noi abbiamo già anni fa, quando abbiamo chiesto partiamo subito con le gare, tenendo presente nei bandi, nei capitolati di gara, che verrà riconosciuta anche come si dice, il lavoro svolto oppure la capacità di gestire un consorzio. In qualche maniera gli dai qualche punto in più a chi ha gestito fino a un'ora sulla gara. Però sta di fatto che ho letto sul giornale che c'è una ditta non mi ricordo più, da Puglia mi pare, che ha chiesto già da anni, che chiede una concessione di gestire gli ultimi 10 chioschi verso il faro, compreso il terrazzo al mare, e non gli è stato mai risposto. Quindi questi qua adesso sono fatti avanti ancora e hanno fatto un ricorso al TAR. Cioè è un po' incasinata la cosa, Certo che se ci fosse stata un po' di chiarezza fin dall'inizio, noi diciamo, tutto si sarebbe risolto nel migliore dei modi, nel rispetto di chi ha lavorato per tanti anni su queste attività e ha investito anche dei soldi. Tutto qua. Adesso poi c'è da tenere presente che a Jesolo c'è una marea di costruzioni che vengono fatte, stanno cementificando tutto il lido. La spiaggia è corta, si stringono anche le zone libere della spiaggia. Se mettiamo poi l'erosione del mare, ma adesso siamo ricchi, faremo anche Dubai davanti, quindi non avremo più di questi problemi, immagino, no? Cose che noi abbiamo contestato anche queste, insomma. Ascolta, se sai, all'estero il problema, perché se c'è questa gara europea, cioè ci sarà dappertutto, no? Cioè in Francia, in Spagna. Hai presente, sai qualcosa di com'è la situazione? Mi pare che in Francia stanno usando anche loro, cioè le concessioni balneari le vanno a gara, cioè fanno una gara di evidenza pubblica e gli danno in concessione un pezzo di spiaggia per 20 anni. Quindi uno si può anche programmare in 20 anni cosa può investire su quel bene che gli viene dato da gestire, insomma. Quindi la concessione poi è previsto dalla direttiva che duri 20 anni, la concessione? No, cioè, non lo so questo, so che hanno prorogato per 20 anni a Jesolo, adesso quelli che hanno chiesto. Ci sono due concessioni che non sono state assegnate perché ci sono più persone che hanno chiesto quella concessione, si sono scontrati, quindi penso, non so che se faranno una gara di evidenza pubblica per assegnare all'uno o all'altro, certo che la cosa diventa un po' ingarbugliata, insomma, diciamo. Certo, quindi dovrebbe partire comunque dal governo una direttiva per applicare questa direttiva europea che prevede, sì, ma anche qua, scusa, c'è scritto che la legge 33 dice che in conformità alle leggi dello Stato. Lo Stato italiano è dentro l'Europa, giusto? E quindi secondo le fonti del diritto la legge di carattere inferiore si soggiace a quella di carattere superiore.
quindi il comune soggiace a quella regionale a quella dello Stato e lo Stato a quella europea. Già la Commissione europea ha già detto, qua c'è, mi sono letto la sentenza ultima, no? Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente, ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente. Questo dice l'Unione Europea nella causa C348 del 22. Quindi è abbastanza chiaro il discorso, insomma, volendo capirlo. Ci sono state anche 2 sentenze del Consiglio di Stato che dicevano che si doveva andare a gara, però adesso anche l'ultima è stata impugnata e staremo a vedere cosa ne uscirà, insomma. Ascolta, dal punto di vista dei consumatori, non cambia niente comunque. A noi consumatori, a noi persone che vorremmo andare in spiaggia e magari anche usufruire di servizi che non siano troppo costosi, cosa ci interessa che ci sia l'applicazione di questa direttiva Bolkestein o no? A noi ci interessa come cittadini perché insomma le spiagge, quelle concessioni che vengono date devono avere il giusto riscontro allo Stato, quindi nelle tasche delle nostre italiane dovrebbero arrivare più soldi e questa è una cosa. Viene garantito, deve essere garantito il 20% di spiaggia a spiaggia libera. E ieri lo sappiamo che hanno individuato tutta l'isola del Morto come spiaggia libera, hanno individuato tutta la zona del Faro come spiaggia libera, hanno individuato un pezzo davanti alla Croce Rossa e poi piccoli pezzi in mezzo alle concessioni balneari. Però anche in quelle concessioni balneari è previsto che possono mettere dei giochi, basta che siano usufruibili da tutti. Quindi io posso andare nelle aree libere, che sono ben evidenziate, andare là con il mio ombrellone e mettermi in spiaggia libera. Però viene occupata in parte dei giochi che i consorzi balneari ci mettono per i loro turisti, insomma. Quindi le spiagge libere si riducono sempre di più. Si riducono sempre di più le spiagge libere, anche se l'accesso alla spiaggia è sempre libero, non si possono mettere sugli ombrelloni, però devono andare a farsi il bagno, insomma, basta. Beh, ancora per il momento possiamo perfino respirare e entrare in acqua, ok? Possiamo anche respirare, sì, hai ragione. Ma per il consumatore ci saranno dei prezzi più alti oppure con la concorrenza dovrebbero un po' diminuire? Questo non te lo saprei dire perché insomma l'offerta, ti ripeto, al di là dell'offerta che va alla pubblica amministrazione, dopo bisogna capire se sui bandi di gara ci mettono anche dei tetti a quello che fanno pagare alla gente, insomma. Non penso, però Jesolo, se tu guardi da inizio estate fino alla fine, tutti gli ombrelloni risultano occupati. Se vai in spiaggia però metà sono vuoti, perché ogni appartamento paga il suo ombrellone a disposizione. No? Che la gente Quindi dopo adesso mi pare che vogliono fare una modifica, nel senso che se tu lasci l'ombrellone libero io lo affitto, lo occupo. Cioè devono comunicare quando vanno ad occupare l'ombrellone o quando no. Questo mi pare era una proposta, non so se l'hanno accolta. Sì, insomma va bene, è una gestione abbastanza complicata. No, perché c'è addirittura il rischio che aumentando i canoni, cosa giustissima, perché insomma le cifre che avevo visto che giravano sono cifre ridicole rispetto al volume d'affari, no? Che poi fanno questi stabilimenti. Ma c'è il rischio che se i canoni vengono adeguati, come sarebbe corretto, ricada sul consumatore finale il costo. È chiaro che sì, ma comunque le spiagge stanno diventando sempre più care e una escamotage che stanno approvando il governo è, non so se avete sentito, la mappatura delle spiagge. Che dicono all'Unione Europea che l'Italia ha parecchi chilometri di spiaggia e quindi non è che sia inflazionata, ci sono tanti tratti liberi che la gente può chiedere di avere la concessione.
Però se Però, tu cioè, guardi quello che dice un ente che ha fatto un conteggio e quello che dicono che ha fatto il governo dice che è quasi il doppio della spiaggia di quella che effettivamente c'è. Al di Ah, là che vedi poi che c'è loro la magari moltiplicazione dei pani, quella dei pesci e quella delle spiagge. sì, Vabbè. poi non so neanche se hanno fatto la differenza perché ci sono delle coste dove che non è possibile la balneazione, sono rocciose, ci sono dei porti, ci sono delle aree non balneabili dove ci sono le industrie, cioè, c'è tutta una cosa da valutare. Sicuramente chi ha fatto questo lavoro magari avrà anche tenuto conto di queste cose. Insomma, comunque abbiamo capito che la questione è molto complessa e, e che e- fa gola a tanti. Cioè, se fa gola vuol dire che Eh, è un buon affare, insomma, gestire un consorzio balneare, con una concessione balneare. Dopodiché c'è chi magari si accontenta di guadagnare l'onesto e chi magari esagera, come in tutte le cose. certo. Va bene, quindi stiamo a vedere comunque per il momento la situazione è ancora molto così indeterminata, non è chiaro come va a finire. Non si sa perché attendono tutti come l'acqua dal cielo, attendono L'oracolo. come gli che la uccellini che aspettano la politica la mamma. proroga. Hai presente gli Non ho uccellini con la... capito Gianluigi. Ecco, tutti a te, no? Hai presente come gli uccellini nel nido che aspettano la mamma tutti con la bocca aperta, no? Sì, certo. Certo. Va bene. Va bene, adesso sentiremo anche la sindaca Roberta Onesto che fa parte anche rappresentativa delle 20 spiagge d'Italia, no? Suppongo si dovrebbe collegare anche lei in questo momento e metterei il brano musicale e sperando che Roberta Onesto si colleghi. Andiamo con un secondo brano sempre di Io e i Gomma Gommas, In ginocchio da te, rielaborato sempre nelle loro solite maniere. E grazie mille al nostro interlocutore. Ah, piacere. Ritornerò in ginocchio da te, l'altra non è niente per me. Ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te e bacerò le tue mani, amor, negli occhi tuoi che hanno pianto per me. Io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amor. Io voglio per me le tue carezze, sì, io t'amo più della mia vita. Ritornerò in ginocchio da te, l'altra non è niente per me. Ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te e bacerò le tue mani, amor, negli occhi tuoi che hanno pianto per me. Io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amor. Io voglio per me le tue carezze, sì, io t'amo più della mia vita. Io voglio per me
Ecco in ginocchio da te Gomma, io i Gomma Gommas, i nostri marchigiani che ogni tanto ci vengono a trovare qui a Radio Nostra. Abbiamo il collegamento con la nostra sindaca Roberta Nesto. Buonasera Roberta. Buonasera a tutti voi. Buonasera, bentornata a bordo. Alla nostra Grazie. mongolfiera, siamo un po' altini, oggi è un po' freddino, però insomma stiamo abbastanza coperti col fuoco della nostra mongolfiera. E abbiamo chiamato la nostra sindaca Roberta Nesto perché è anche rappresentante delle città, delle spiagge, no? Com'è? Allora, sono praticamente, ho le cuffiette che si sono scaricate, quindi mi dispiace. Allora, sono il responsabile, nonché presidente dei sindaci della Costa Veneta, che sono le 9 spiagge della Costa Veneta, 10 con Venezia, e sono anche il coordinatore del G20S delle 75 milioni di presenze turistiche delle coste italiane, cioè delle città con più di 1 milione di presenze turistiche. E questo quindi- è oggi. E quindi meglio di lei ci può parlare, chi meglio di lei ci può parlare di queste benedette concessioni balneari? Allora, in realtà meglio di me potrebbe parlare chiunque, nel senso che tutte le forze politiche romane dovrebbero parlare di questo tema e lo stanno parlando senza, è un tema che ormai ha una durata ventennale, le difficoltà ci sono state, abbiamo avuto vari momenti. Oggi la Costa Veneta si è attrezzata con un regolamento d'uso del demanio marittimo che prevede che nel momento in cui ci sono più domande, cioè se c'è una sola domanda per una concessione si va in assegnazione, se ci sono più domande in concorrenza, la Costa Veneta, attraverso una bozza di regolamento d'uso del demanio marittimo che è stata assunta come regolamento da tanti comuni, va ad aprire una procedura di evidenza pubblica con i principi già fissati e quindi rispettando la direttiva Bolkestein, che è quella che ha previsto la concorrenza. Quindi la Costa Veneta oggi sta aspettando che il governo centrale, che Roma decida qualcosa, ma nel frattempo si è già attrezzata in adempimento della direttiva Bolkestein e della sentenza del Consiglio di Stato a sezioni unite del novembre del 2021. Quindi questo è quello che noi stiamo facendo, più o meno tutta la Costa Veneta sta applicando la normativa regionale, ma anche la normativa rispettosa del regolamento comunitario. Quindi la Costa Veneta ha bruciato i tempi e ha nell'assenza, diciamo, di decisioni da parte del governo, ha preso un'iniziativa per rispettare appunto questa famosa direttiva. Beh, complimenti. Sì, nel senso. Non è proprio così. Allora, la Costa Veneta ha messo i propri amministratori, i propri sindaci, i propri comuni e i propri operatori in grado di andare avanti. Non ha bruciato i tempi, si è adeguata a quella che è una sentenza del Consiglio di Stato a sezioni unite e ha cercato, nell'applicazione di una legge regionale, che è la normativa che oggi già si applica, di andare avanti con dei ragionamenti propri. Quindi diciamo che noi abbiamo fatto il nostro dovere con scrupolo, ovviamente sempre dicendo a tutti che nel momento in cui dovessero arrivare da Roma delle indicazioni che sono ovviamente normativamente superiori, noi ci adegueremo. In pratica delle concessioni sub judice in attesa della... Anche questo questo non è corretto. Noi stiamo andando avanti. Non è facile da capire bene. Tecnica vuol dire che tutti se no saremo avvocati oppure dei giudici, oppure saremo dei professori di diritto amministrativo e non credo neanche che sia possibile trasmissione radiofonica da fare un compendio di diritto amministrativo. Ecco, io credo che invece quello che è importante è far capire che in una situazione sicuramente complessa che si porta avanti da 20 anni
difficile appunto dal punto di vista amministrativo, la Costa Veneta ha dato seguito a un percorso e ha cercato di dare delle situazioni di certezza rispettose del diritto comunitario e della giurisprudenza italiana. Quindi adesso tutti gli stabilimenti che sono appunto, che ricadono nella Costa Veneta, ricadranno sotto questo regolamento. Quindi se ci sono più domande per lo stesso tratto, vanno messi a gara, a bando. Vanno messi a procedura ad evidenza pubblica, che è una cosa un pochino diversa. Vuol dire che praticamente se ci sono domande in concorrenza verrà fissato un bando con tutta una serie di criteri, eccetera, salvo che intervenga da parte dello Stato italiano una qualche normativa che ci impedisca di farlo, perché questo non lo sappiamo. Certo. Però sembra che venga prorogato all'anno prossimo, no? Dal governo. E non vedo, non credo, quindi io non so dire. Adesso non per, ma voglio dire, comunque per gli imprenditori degli stabilimenti balneari è una situazione un po' scomoda, no? Nel senso, è vero che siamo solo a gennaio, ma credo che vada pianificato bene tutta la stagione, non è che si mettono lì 3 giorni prima, no? A sistemare le cose. Situazione molto complessa e quindi difficile da capire oggi come oggi gli scenari fino in fondo. Se volete, quello che io vi posso proporre è di sentirci tra qualche mese, così vi darò anche qualche dettaglio ulteriore. Ah, va bene. Beh, certo. No, perché sto pensando all'imprenditore che ha bisogno di sapere se avrà o no quel tratto in concessione, se dovrà o no pensare di fornire dei servizi, eccetera. Chiaro. Questo è il grande problema, ma non sono solo gli imprenditori, anche un sindaco che deve fare in modo che siano garantiti i servizi dell'arenile. Allora, se ci sarà una proroga, sicuramente sarà facile avere una continuità. Se non ci sarà proroga, comunque degli strumenti, l'ordinamento li consente, e quindi adesso mano a mano che le situazioni si dipanano noi prenderemo i provvedimenti più opportuni, sempre rispettosi dell'ordinamento e del diritto amministrativo. Le chiedo un'ultima cosa, ma non per entrare nel diritto amministrativo, cioè se ci sarà una proroga da parte del governo, comunque i comuni della Costa Veneta potranno procedere come ci diceva prima? Allora, dipenderà da che provvedimento ci sarà, dipenderà da come sarà scritto, e anche perché i comuni della Costa Veneta fanno parte dell'Italia, quindi sono soggetti alle leggi italiane prima di tutto. Certo. Però quindi bisognerà capire cosa effettivamente verrà approvato. Quindi finché non ho testi in mano non mi sbilancio in ragionamenti difficili da fare in questo momento. Quindi io sono fatto, quando parlo di concessioni, di ragionare per quelli che sono i documenti e le situazioni ad oggi esistenti. Va bene, allora non le chiediamo che cosa auspica lei. No. Auspico chiarezza. Grazie a tutti, buon anno. Grazie mille. Grazie sindaca, buona serata. Vengo anch'io, no tu no, sempre io e Gomma Thomas.
primavera vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, dove ognuno si è già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sotto l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io. Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa no male, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché no? Vengo anch'io, no tu no. I nostri, io e i Gomma Gommas, siamo in attesa del prossimo ospite, ma adesso interrogo un attimo Omar. Omar, ma in spiagge, le spiagge del Belgio come sono? Pullulano le spiagge del Belgio, sono piene zeppi di spiagge. No, c'è un piccolo tratto in Belgio legato al Mar del Nord, no? Quindi abbiamo anche un bellissimo porto ad Anversa, molto noto per la sua estensione dinamica, però le spiagge sono sottoposte a questa alta e bassa marea e cambiano completamente aspetto. Ci sono anche delle zone interessanti dove poter fare il bagno per i più audaci anche in questo periodo, perché si gela, però insomma parchi di divertimento e strutture alberghiere e come dire così balneari sono anche lì un po' dovunque, però c'è una grande estensione di spiaggia libera, questo va detto. Rispetto all'Italia non ci sono delle grosse problematiche e quindi tu dove vai trovi sempre molti spazi, fra l'altro comunque attrezzati, perché comunque è un territorio che ci tiene, avendo una piccola spiaggia la tratta bene. E allora, diciamo che anche nei paesi mediterranei, per quanto so io, insomma, la situazione è un po' diversa, le spiagge libere ci sono e come, e non si viene sottoposti a tutte le regole rigidissime, insomma. L'Italia ha una situazione un po' particolare, mi sembra di poter dire, dopo magari qualcuno è pronto a smentirmi. E per esempio in Grecia, in tanti posti, tu se consumi al bar hai diritto a prenderti il lettino e l'ombrellone, cioè, che insomma, vista da qui sembra una specie di meraviglia. Va bene. Va bene, intanto allora invitiamo il nostro nuovo ospite che arriva direttamente con la sua bicicletta nella nostra mongolfiera, Alberto Fiorin. Buonasera, ciao Alberto. Buonasera, ciao a tutti. Ciao. Bentornato a bordo. Nella nostra con la bici, ma adesso ti metto la tua bici, la metto un po' fuori del cestello, perché se Ma no no, se no la mettiamo sul pallone, dai, sul pallone la mettiamo, o dentro. Allora, ma Alberto, una cosa, ma la tua quante biciclette hai cambiato finora? Nella mia vita? Ma non tante, non sono una persona particolarmente che sta attento troppo al mezzo, è un problema sempre di gambe più che di mezzo. Sto attento alle gambe. Alla fine non sono uno esagerato, ne avrò cambiate 3-4 vita mia, insomma, che non sono poi così tante, sì, calcolando che la
50 anni che pedalo. Esatto, dopo fai un po' come con l'auto, dopo i 100.000 km, i 200.000 chilometri la bicicletta. Più o meno. Allora, sì, allora abbiamo chiamato Alberto perché ha un nuovo progetto in mente, ormai è già pianificato il suo progetto, che è quasi un ritorno al passato, no? Sì, di fatto è un po', c'è anche questo aspetto, diciamo. Quindi Perché raccontaci appunto il tuo progetto. sì, tanto vi ringrazio di avermi chiamato, sono molto contento di essere qui, sono molto contento di essere in questa giornata perché è una giornata simbolica, particolare per questo viaggio, perché io ho pensato di fare questo viaggio per onorare i 700 anni della morte di Marco Polo, che ricorrono oggi. 9 gennaio. 2024, sono i 700 anni perché la data presunta della morte è il 9 gennaio 1324. E allora mi sono detto, visto che amo la bicicletta, visto che amo viaggiare, andare lentamente, perché non andare a Pechino? Sì. Lungo la via della seta, lungo le vie di Marco Polo, adesso non si può più usare questo termine via della seta più o meno, però effettivamente è un pensiero che diciamo ho maturato più o meno l'anno scorso, quando mi sono reso conto che il 2024 ci sarebbero stati 700 anni della morte di Marco Polo, però ha una genesi, come tu ben sai, un po' più antica, più strutturata, perché c'è un progresso in tutto questo. Nel 2001 io avevo organizzato, insieme ai miei amici e soci dell'associazione Ponti di Pace, questo viaggio Venezia-Pechino in bicicletta. Nel nome della solidarietà tra popoli, della conoscenza, della lentezza, tutto quello che volete, sono partito, ho salutato mia moglie e mio figlio per via 96 giorni e far 12.000 chilometri, passo Pariesolo, dopo un'ora dei 96 giorni previsti, cado malauguratamente e mi fratturo l'omero, una caduta omerica chiaramente, per cui niente cade per niente, va bene. Esatto, tutto ha un motivo. Insomma, alla fine io ero tra i più giovani, 23 anni fa avevo 40 anni, 41 anni, per cui c'erano anche dei miei compagni di viaggio sessantenni e oltre l'età che ho io adesso. E i miei compagni sono arrivati ma loro non sono caduti. Non sono caduti. No, a dire il vero, nella caduta ne ho coinvolti 2, ma si sono rialzati subito. Io, ahimè, sono stato un po' più sfortunato. Comunque, insomma, la cosa è andata e loro sono arrivati, hanno fatto un viaggio straordinario, importantissimo. Poi per me questo non è stato un chiodo fisso, insomma, che ho avuto per tutti questi anni. Mi si è risvegliato l'anno scorso, nel frattempo ho fatto altri viaggi. Hai fatto un sacco di cose che ci hai anche un po' raccontato. Ricchi, certo, siamo ricchi come esperienza, insomma, quindi non è stato, ripeto, un'ossessione però, per me. Però a un certo punto, quando ho sentito ho captato che ci sono questi 700 anni, mi sono detto ora o mai più. Esatto, ma e così Alberto, sto riprovando. è lo stesso percorso oppure hai cambiato qualcosa? Intanto allora, non passi più per Jesolo, no? Esatto, l'unica variazione è questa, perché va ben tutto, ma perché insistere. L'unica variazione è il non passaggio per Jesolo, perché no, per Jesolo, per il Cavallino, per la terra vostra, sono passato, ho preso la motonave, insomma, fino a Punta Schioni e abbiamo fatto quello che è uno straordinario percorso, ovviamente.
22 anni fa è andato tutto molto bene perché ci avevo messo più di 2 anni per organizzare questo percorso. Adesso il tempo sinceramente non c'era per farlo, allora ho fatto, se devo essere sincero, un, tra virgolette, banale copia e incolla, visto che quel percorso è stato, si è rivelato perfetto, a parte la prima ora nella prima tappa, poi è andato benissimo. È già stato collaudato. È stato collaudato, è stato sperimentato, si è visto che hanno sempre trovato da dormire, ha sempre trovato ospitalità, tranne 3 campeggi che hanno dovuto fare, e quindi è un percorso che, come Marco Polo ha trovato questo finestra spazio-temporale abbastanza ristretta in cui lui si è infilato, senza saperlo chiaramente, nella famosa Pax Mongolica, perché per i 50 anni in cui tutta quella zona è stata relativamente pacifica, devo dire che pur in questo mondo molto litigioso e più che litigioso, insomma, con tante guerre, ahimè, in atto, tutto sommato noi riusciamo a evitare, tanto per essere schietti, la Russia, l'Ucraina. Beh, ovviamente non è un percorso che lambisce Israele, quelle zone, Palestina, Medio Oriente, però ecco, riusciamo a evitare i principali conflitti. Ecco. E quindi facciamo lo stesso percorso che hanno fatto i miei compagni, cioè Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Georgia, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakistan. Quando si arriva al confine, dopo Almaty, al confine con la Cina, dici, caspita, è fatta, mancano solo 4.250. È tutto relativo, come si dice. Ecco, c'è da dire che c'è un'unica nazione un po' complicata, che è l'Azerbaijan. È in guerra con l'Armenia. Noi non passiamo per l'Armenia, però allo stato attuale i confini terrestri sarebbero chiusi. Adesso vediamo come superare la questione, però ecco, diciamo che il percorso è individuato, le tappe sono individuate, sono circa 82 tappe, perché voi siete con questo magnifico titolo Il Giro del Mondo in 80 giorni, io farò il giro di mezzo mondo in 100 giorni. Ascolta Alberto, una delle tante cose che ti volevo chiedere è, voi sapete già ogni giorno qual è la tappa, quindi dove sarete la sera, o a seconda di quanto avete voglia di pedalare? Allora, guarda, ovviamente in questo tipo di viaggio sarebbe brutto che non fosse così, è pieno di incognite, di sorprese, belle e brutte, e quindi bisogna accettarle, pianificando però una rotta, una traccia, una mappa, per cui noi avremmo già individuato le località dove vorremmo dormire. Cioè, questo significa che non è che prenoteremo, però sappiamo che vogliamo arrivare a Otocek, la seconda tappa, la prima tappa Venezia-Trieste, seconda tappa Trieste-Otocek, parlo delle prime tappe che sono anche un po' più vicine a noi, terza tappa Kutina. Ecco, Kutina, che è in Slavonia, è tra l'altro una località incredibile dove vive una comunità di bellunesi che è insediata in Slavonia da 170 anni, per cui sono croati a tutti gli effetti. Un attimo di dubbio, mi ricordo se croati o serbi. Slavonia deve essere ancora in Croazia. Vabbè, insomma, sono ormai con passaporti, però sono di Longarone e parlano la lingua bellunese che non si sente più, ovviamente, perché ormai da 3, 4, 5 generazioni, quindi, ed è una realtà abbastanza particolare, una comunità forte che ha anche espresso un sindaco di Kutina, di questa località, 2 o 3 mandati fa,
e quindi insomma ci ospiterà, cioè, li abbiamo avvisati, ecco, per dire che passeremo, ecco, per cui voglio dire, per rispondere alla tua domanda, noi abbiamo un'idea di dove fermarci a dormire. Dopo ci possono essere varie incognite, E vi adattate. dobbiamo adattarci. Noi abbiamo, appunto, come dicevo prima, abbiamo 82 tappe circa e 18 giorni di sosta, di visite, di incontri ufficiali, anche perché faremo, insomma, bene o male, ci sentiamo un po' gli ambasciatori, insomma, Certo. di una venezianità. Sinceramente, quando viaggi con un nome di una città così importante alle spalle, devo dire che ti apre abbastanza porte, insomma. Quindi voglio dire, incontri facilmente il sindaco di Sofia o di Istanbul, ecco. O anche di Samarcanda, credo, nel senso... Sì, no, certo, assolutamente. Noi, ecco, tutto questo per dire che abbiamo già pianificato 5-6 incontri ufficiali dove cercheremo di incontrare le autorità locali e anche i nostri rappresentanti italiani all'estero. Quanti siete il gruppo? Da quante persone è composto? La grossa differenza rispetto all'altro viaggio è che ha delle modalità un po' diverse, nel senso che abbiamo deciso, proprio perché di essere più snelli, e non è più un gruppo di 9 persone come la volta scorsa, bensì siamo esclusivamente in 2. Caspita. Quindi colpo di scena, no, facciamo una cosa più intima, diciamo, anche perché la volta precedente, l'esperienza precedente, nel 2001, con 9 persone i miei compagni avevano un mezzo al seguito, un pulmino, che è stato uno dei problemi più importanti, anche uno degli aspetti economicamente più incidenti. Perché non si poteva portare una macchina, un mezzo, un pulmino da casa in Cina. In un sacco di paesi non si può guidare col proprio mezzo. Per cui, a dire il vero, si sarebbe anche potuto farlo, però bisognava individuare l'autista 6 mesi prima. Bisognava immatricolare il mezzo per la Cina, parlo di Cina, ma anche le nazioni precedenti, le ex repubbliche sovietiche. E quindi, insomma, alla fine, a farla breve, per essere più snelli, avevano i miei compagni noleggiato un mezzo ogni nazione con autista. Questo chiaramente ha anche fatto lievitare ovviamente i costi. Poi a me e al mio amico Dino che mi accompagnerà, diciamo che saremo appunto questa coppia ormai collaudata da viaggi anche in Patagonia fatti 2 o 3 anni fa, di cui sono venuto a parlare qui da voi. Insomma, a noi piace di più essere dei viaggiatori, delle lumachine che si portano dietro tutta la loro casa, insomma, essere autonomi, essere autosufficienti, essere, usando un termine molto alla moda tra ciclisti, è una modalità unsupported, che vuol dire che ti dai non passi anche in salita, ovviamente. Quindi vi portate dietro nella bicicletta quel pochissimo, immagino che sarete bravissimi. Dobbiamo farci passare, sì. E questo è tra l'altro anche adesso non voglio riempire di contenuti, però anche sì, nel senso che a noi piace viaggiare in bicicletta anche perché non dobbiamo fare la benzina, insomma, non consumiamo con carburanti fossili, combustibili fossili, insomma, usiamo l'energia pulita dei nostri muscoli e quindi questo insomma è un valore aggiunto, ecco, al nostro viaggio. Viaggio che parte il 25 aprile.
il giorno di San Marco Polo. In onore di Polo onoriamo il nostro Marco. Parte il 25 aprile E arriva il 5 agosto. e arriva, tecnicamente dovrebbe arrivare, se tutto va bene, facciamo le corna, il 1 agosto, e dopo dovremo ripartire il 5, dovremmo prendere un aereo. Il che già 5 agosto ritornate. Stiamo parlando proprio così in termini molto pratici, 4 giorni, i famosi 4 Scheidemona, insomma, per qualsiasi evenienza, insomma, perché, ripeto, il bello di questo tipo di viaggio è che ogni giorno succede qualcosa, succede spesso delle cose positive, c'è incontri, anche belle, incontri, penso, no? aiuti ricevuti da delle persone più impensate e impensabili, però può succedere dalla foratura alla caduta a 3-4 giorni di piogge intense. Cioè, i miei compagni, appunto, i giorni proprio 20 anni fa, i giorni prima di arrivare a Pechino, hanno pedalato in monsoni inimmaginabili. Si sono trovati a un certo punto questi 55enni, 60enni a pedalare fino a metà Polpaccio, insomma, nelle strade, perché a un certo punto all'inizio si rideva, dopo ho detto: ma cosa andiamo a fare qua? C'è una buca, non la vedi e fai ecco, per cui voglio dire, abbiamo questi 3-4 giorni oltre alle soste previste, che ci teniamo come jolly. Ascolta Alberto, ma avete previsto? Scusa. No, volevo, visto appunto che si parlava dei suoi compagni di viaggio della volta precedente. Chi vuole può anche leggersi il viaggio della volta precedente con Strade d'Oriente in bicicletta da Venezia a Pechino, edizione e di ciclo. E quindi è bellissimo perché è un taccuino da viaggio molto, ti fa vivere proprio anche il percorso fatto in bicicletta, e quindi chi vuole già può leggersi in anticipo il tuo viaggio. Sì, dopo ogni viaggio è diverso. Certo. Chiaramente io di quel libro paradossalmente ho anche la firma, nel senso che l'ho scritto a 4 mani insieme ad Aldo Maroso, che era l'altro organizzatore del viaggio, anche se chiaramente nel caso specifico mi sono limitato solo a fare la parte iniziale, diciamo, e la parte finale. Dopo, quando si viaggia, si incontrano situazioni strane. Ogni viaggio, anche nello stesso percorso, sarà sicuramente diverso, anche perché sono le modalità anche che sono effettivamente diverse. In questo caso siamo un po' più, non dico abbandonati a noi stessi, però dovremmo affrontare anche un paio di deserti che i miei compagni hanno fatto un po' di difficoltà a superare, solo avendo un mezzo, per dire, nel deserto di Turpan, all'inizio della Cina, vicino al Taklamakan, bevevano 14 litri di acqua a testa al giorno, insomma, perché si pedala a 46-47 gradi. Loro l'hanno superato con relativa facilità, quando in una damigiana a 100 litri non hai grossi problemi. Noi cercheremo di trovare le soluzioni al momento, insomma, però siamo assolutamente positivi e concentrati, insomma, siamo curiosi di affrontare questa esperienza, questa avventura che, ripeto, un po' per me è un po', al di là di questo aspetto, insomma, di rivalsa, che poi non è, ripeto, cerco anche di spiegare che non è proprio, ripeto, non è stata un'ossessione la mia, però per me Marco Polo è stato una figura importante, insomma, un punto di riferimento culturale. Sono cresciuto immerso in questo brodo culturale di questo viaggiatore, questo ambasciatore di pace, ponte tra civiltà diverse. Ho frequentato il liceo Marco Polo, insomma. Penso che nel 1980, lo ricordo con grande
piacere ed orgoglio, ho lavorato per un mese alla costruzione del set al Lido, sai già dove voglio parare, del film di Montaldo, che alle Terre Perse al Lido hanno ricostruito Piazza San Marco, non in miniatura, quasi in rapporto 1:1. Sono venuti i gessisti di Cinecittà da Roma e hanno, con piastrelli in gesso, hanno trasformato questa intelaiatura di tubi innocenti, che io personalmente, come operaio all'epoca, per avere un po' di agent de poche dall'università, si faceva di tutto, abbiamo costruito queste intelaiature di tubi innocenti. Nel giro di un mese ho visto trasformarsi in una piazza San Marco del 1250, una cosa straordinaria, perché, per dire, sono cose che alla fine lasciano un po' il segno il marchio sulla pelle, insomma. Marco Polo quindi è una presenza costante in questo epico percorso. Fantastico. Io ho anch'io una domanda, non lo so. Mentre fate questo viaggio, c'è la possibilità, come dire, in tempo reale, o comunque, non so, vi collegate ogni tanto e raccontate quello che state facendo, o dobbiamo aspettare il prossimo libro? No. Intanto io sono del parere che almeno a me piace molto comunicare, piace scrivere, piace rendicontare, piace scrivere. Ho scritto diversi libri di viaggio, però non è detto che tutti i viaggi meritino un libro. Questo lo si può scoprire solo alla fine, insomma. Non è che parti con l'idea per forza, no? Però bisogna vedere se hai qualcosa da dire. Certo, qua sembrerebbe dovrebbe esserci qualcosa da dire. Credo proprio di sì. Però sai, devi avere anche bisogna che ci sia, insomma, quel quid giusto da costruire. Però a me piace molto, come dicevo prima, comunicare, e quindi tenere aggiornati gli amici, i familiari, quindi attraverso i principali social media cercherò sempre di fare chiamiamolo un diario quotidiano, ecco, diciamo un po' più non dico sbrigativo, però insomma con le cose principali, proprio per avvisare, per dare notizia di questa via di Marco Polo che si sta svolgendo. E poi ho anche degli accordi, siccome a me piace, come dicevo, scrivere, e comunque non è complicatissimo, non siamo proprio nelle terre più remote, insomma, per cui alla fine dovrebbe esserci abbastanza, sempre facilmente, la connessione. La Cina ha dei grossi problemi, come voi sapete, con i social di vario genere, sì. Nel senso che Facebook, tutte queste cose qua non esistono, bisogna trovare, diciamo, il modo non dico di aggirare, insomma, ma di riuscire a comunicare lo stesso. Però ecco, quello che volevo dire io è che il mio obiettivo, cioè io quando faccio 100, 120, 180, 230, successo è anche quello, chilometri, la prima cosa che faccio, ore di prevenzione contro gli effetti della placca per bloccare sul nascere i problemi dentali. È mettermi a scrivere, e anche nel viaggio che ho fatto in Patagonia, che è stato l'ultimo lungo che ho fatto, ho sempre relazionato, rendicontato puntualmente ogni giorno, proprio perché so che c'è questa piccola platea di amici, di persone che seguono, che è giusto, diciamo, anche onorare con un piccolo resoconto quotidiano, quantomeno. Io ho anche fatto degli accordi con un giornale nazionale che è salarepublica.it, diciamo la piattaforma online,
e non ci sarà, io ho già avuto dei rapporti con loro, ho già fatto un reportage quotidiano di un viaggio di 28 giorni. Probabilmente non sarà quotidiano questo aggiornamento, ma non tanto per me, perché alla fine sono abituato a scrivere ogni giorno, però insomma anche è il lettore che si stufa probabilmente a leggere, insomma. Ma non so, cioè io credo che saremo Vabbè, comunque molto ammirati. per cui ci sarà una scadenza settimanale ogni 3 periodica, insomma, che ci fa registrare un po' anche noi che siamo seduti su queste poltrone il viaggio. Questo è il progetto, questa è l'idea. A proposito di seduti, volevo chiedere, c'è una preparazione da persona che con lo sport ha un rapporto di incomprensione reciproca totale, ma c'è una preparazione particolare perché sono una marea di... Quanti chilometri sono in tutto? Sono 12.000. 12.000 chilometri, preparazione particolare, sì, bisogna avere ci alleneremo. Tanto io so già come va a finire, che ci sono talmente tante cose da organizzare, viste, controviste. Adesso in questi giorni che dovrei allenarmi, tra conferenze stampa, quest'oggi, alla fine so per esperienza che si partirà poco allenati, ma ci si allena durante il viaggio. Ecco. Questo è. L'appetito viene mangiando, si dice, no? Sì, diciamo che poi alla fine io non sono, io non sono un atleta, non sono uno sportivo in senso così ufficiale del termine, sono un viaggiatore, mi piace, certo non puoi essere, per fortuna mi si vede a mezzo busto, però sono parecchio robusto, soprattutto in questi mesi invernali, per cui è anche vero che cercherò di non dimagrire troppo perché mi servirà facendo, qualche scorta. Un po' di scorta, certo. Una cosa che volevo aggiungere per completezza, per correttezza, è che questo viaggio in realtà fino a 2 settimane fa avevo già cominciato, diciamo, a farlo conoscere un po', anche per cercare un po' di aiuti tecnici, sponsor tecnici, per capirci la bicicletta, il vestiario, queste cose qua. L'ho spacciato come un viaggio a 3, perché dovevamo essere in 3 persone e la terza persona doveva essere mio figlio. Fausto, un nome, omen nomen, e quando ho saputo di questa cosa, che bello, vengo anch'io. E io mi sono detto, avere 28 anni, 29 anni, perché dal punto di vista fisico non sarebbe stato assolutamente un problema, anzi, però insomma un giovane di 28 anni che sta via 100 giorni col lavoro e tutto, in effetti lui aveva un po' preso sotto gamba questa cosa e lui appunto ha un lavoro fisso a Milano e gli hanno un po' messo i bastoni tra le ruote, insomma gli ha fatto capire che doveva licenziarsi, in poche parole. E quindi il gioco non valeva la candela. L'ha messo un po' in difficoltà, si è preso un po' di tempo finché sotto Natale gli ho detto: senti, out, decidi. A me dispiace molto, anche perché sarebbe stato un giovane. È una presenza, certo. È una presenza, certo, in più sinceramente, proprio egoisticamente dal punto di vista dei rapporti con i social. Io sono appunto un vecchiotto da questo punto di vista, per cui non sono tanto. Va bene, dai, ma sono sempre belli leggere, scrivi bene, sono sempre ben aggiornati i tuoi viaggi. Sì, no, è la gestione delle piattaforme, ecco, che delle nuove piattaforme, che potrebbe essere comunque più che altro sì, forse sì. Però
però possiamo sempre qui su Radio Nostra aprire un bando per il terzo posto a un No, vero. no, a parte gli scherzi, è una cosa un po' brutta da dire, però noi ci siamo resi conto che un viaggio del genere è un po' complicato e bisogna, cioè non abbiamo mai cercato di allargare. Certo, Sì, certo. chiaro. Per esperienza personale sappiamo che devi veramente conoscerti, cioè, abbiamo avuto anche delle richieste, poi io sono presidente della Società Ciclistica Pedale Veneziano, che in qualche modo anche aiuta, insomma, un numero di professionisti o di persone di certo. Ma no, la mia era una battuta, non sia mai che no, ci scriva che vuole partecipare. No, volevo solo dire che, ripeto, sembra un po' brutto, però sono questo tipo di viaggio, e mentre voglio dire, la volta precedente con 9 persone non tutti ci conoscevamo così bene, ma se dobbiamo affrontare tempeste, perché non ho detto questa cosa, che abbiamo deciso, per essere un po' più snelli, più agili, di non portarci, per esempio, la tenda. Perché se la tenda vuol dire portarsi un paio di chili, almeno un paio di chili in testa. Quindi dormiremo, avremo un sacco a pelo, cercheremo di dormire sempre ovviamente in stanze, in famiglie, in piccoli alberghi, così. Però dovremmo avere 3-4 notti al massimo di pernottamento, diciamo, all'addiaccio. E allora però abbiamo pensato, facendo i nostri dovuti calcoli, che alla fine è meglio passare 3 notti all'addiaccio con un sacco a pelo, magari sotto un minimo di copertura, e non portarsi ogni giorno 2-3 kg in più, che poi non sono mai solo 2 o 3, perché dopo devi avere anche l'equipaggiatura. Insomma, devi un po' avere anche per mangiare, per tutto, insomma. Ma guarda, sono sicura che non avrete nessun problema, perché molti di quei paesi sono veramente molto famosi per un'ospitalità incredibile, per cui sono sicura che troverete offerte di non aiuto. sono niente preoccupato, infatti, anzi, proprio è una scelta che ho fatto a cuor leggero, proprio il gioco non valeva la candela in questo caso. Certo. Va bene, Alberto. Bene. Allora, prima di tutto mi sembra che ci voglia un coraggio enorme a intraprendere una cosa del genere. Coraggio è un po', ci vuole se vuoi un po' di sana incoscienza, sempre ovviamente fino a un certo limite, perché adesso ci si è posto proprio in questi giorni il problema appunto di questo attaccato dell'Azerbaijan. Avremmo avuto un'alternativa. L'alternativa è quella di entrare in Iran. Però insomma, va bene farsi del male, però nessuno ti vieterebbe in Iran. Però in questi giorni è troppo delicata la cosa, la questione. Allora, insomma, avremo un po' i capelli bianchi per qualche motivo, insomma, un minimo di raziocinio, un minimo di scelte così oculate, cercheremo di farle. Insomma, allora abbiamo deciso sicuramente di evitare l'Iran, anche se tra l'altro dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista della gente che poi è affamata di conoscere persone, anche persone un po' particolari, ecco, che non viaggiano in automobile, ma viaggiano in totale autonomia, così. Ho amici che hanno fatto viaggi in bicicletta fino all'anno scorso tranquillamente in Iran, mi parlano di una nazione meravigliosa, però non è il caso di andarci adesso. Non è il momento. Volano droni, insomma. Cioè. Sì. Sai mai? Sì, meglio che sto zitto. Sì. Insomma. Bene. Va bene, Alberto. Ti aspettiamo sui social perché riesci a... Comunicherò adesso, stiamo un po'
Sì, tanto definendo... dopo dal 25 aprile riusciamo a vederti e seguirti Infatti. E attraverso fare i un in bocca al social. lupo come si deve. Esatto. Sì. Poi io mi sono anche inventato in questi giorni, ho deciso proprio per coinvolgere più, visto che comunque ci sono queste, cioè Venezia da oggi si parla tanto di questo Marco Polo, che poi tra l'altro sarà l'oggetto, il protagonista del carnevale anche veneziano, e allora ho deciso di fare una decina di presentazioni presso società sportive, associazioni di volontariato, così in giro per il Veneto. Non so, la prima è a San Donà di Piave, la seconda è a Portogruaro, un'altra sarà a Stra, poi a Venezia, a Conegliano, un po' per narrare questa storia di questo personaggio, che è un personaggio incredibile, importante. Sì, molto affascinante, molto affascinante. Voglio dire, ha avuto è stato conosciuto nel 300 e nel 400, insomma è stato uno dei libri dei manoscritti più replicati, più letti. Voglio dire, Cristoforo Colombo è partito da Palos con una copia del Milione fittamente appuntata, perché era convinto di andare in Cina e aveva delle lettere scritte dal re di Spagna da consegnare al Khan. Cioè, sono cose meravigliose, pensi, no? Meravigliose. Nel 500 sono cambiati gli equilibri anche sociopolitici, l'Oriente si è un po' perso rispetto al nuovo mondo, è andato il fatto che questo libro fosse stato scritto anche da questo personaggio, sto Rustichello, insomma, che era uno scrittore, quindi di romanzi, per cui in qualche modo si è messa in dubbio questa veridicità che in realtà comunque adesso è stata abbastanza accertata, e quindi voglio dire, fino all'800 non se ne è più parlato, cioè, mentre prima ha avuto decine di traduzioni, scritto in francese, ma subito tradotto immediatamente in latino, come manoscritto chiaramente, e poi in questa lingua franco-veneta, insomma, e poi è scomparso per tutto metà 800, ed è stato ripreso questa figura invece in chiave patriottica a metà 800, col 47-48, con la Repubblica di Venezia. È diventato un po' il paladino dopo 500 anni di questa Repubblica, di questa città, nostra città, e quindi adesso però a Venezia non c'è un monumento, è vero. È vero. Non c'è una tomba, non c'è la tomba, non c'è la casa, non è restato niente di questo. Niente. E se invece voi andate in Cina, in Mongolia, in Uzbekistan, è vero, è molto viva la memoria, è vero. Monumenti fisici a Marco Polo, e questo è un caso un po' curioso, insomma, è più Nemo profeta in patria, in qualche modo. Esatto. La storia è già sentita. Simbolo, però se ci si pensa, non c'è un museo di Marco Polo, non so, per valorizzare, perché i materiali ci sarebbero, cioè, per ricostruire. Vabbè, speriamo che qualcuno ti stia ascoltando, Alberto. Va bene, Alberto, allora intanto ricordatevi che potete leggere il libro Strade d'Oriente, in bicicletta da Venezia a Pechino, scritto nel 2003, seguire
guardano casualmente, anche se non riesco a speculare. No, vabbè, ma non ti vedono, ma ho già messo la copertina, ho già messo in video. Bravo. E poi ho messo anche in video, per chi vuole, alcune scene, sperando che poi YouTube non mi blocchi, alcune scene dello sceneggiato di Marco Polo della Rai, che sono 8 puntate che li potete trovare su Rai Play, e questo mi ha dato, andrò a vedermene, a rivedermene, perché è stato un bello sceneggiato. Esatto. È bellissimo. Ci sarà... Scusami, no, appunto volevo ripetere, sono 8 puntate visibili a tutti in qualsiasi momento, quindi andatevela a vedere, che così vi rendete un po' conto chi era Marco Polo. A inizio estate, a maggio-giugno, ci sarà a Palazzo Mocenigo a Venezia una mostra dei costumi del film di Montaldo, questo sceneggiato, insomma. Esatto, all'epoca si chiamavano sceneggiati. 8 puntate, sì. Va bene. Grazie mille, Alberto. Grazie a voi, è sempre un piacere. Ci hai fatto sognare. Ci vuole anche un cuore matto per fare tutto questo percorso. Sì, sì, ed è il brano che sentiremo adesso di Io i Goma Gomas. Grazie Alberto. Grazie a voi. Arrivederci, prendi la bici, te la caviamo giù dal cestello. Grazie. Eccola. Ancora e giorno e notte pensa solo a te e non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Un cuore matto da negare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Dimmi la verità, e forse capirà, perché la verità non l'hai detta vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai, così lo perderai.
Cuore matto, reinterpretati da Io i Gomma Gommas. Ormai abbiamo finito anche questa puntata. Doveva esserci anche il professor Fabio Pranovi, ma deve aver avuto qualche disguido, qualche problemino. Lo sentiremo prossimamente. Ma lo sentiamo, sì, certo. Esatto, prossimamente. Con lui volevamo parlare del granchio blu. Oggi era il tema della spiaggia del mare. E vabbè, lo sentiremo prossimamente. Con Alberto Fiorin ci ha fatto sognare, ci ha fatto voglia di viaggiare, e quindi prendiamo anche noi la bicicletta, ma magari non di pedalare proprio. No, ci ha fatto sognare. Tra l'altro sono zone, insomma, paesaggi veramente magici e con una grandissima ospitalità, e bello. Va bene, a martedì prossimo ci sentiremo. Grazie a tutti. Ciao Rossella, ciao Omar. Ciao Marco Polo, visto che ciao ricorre il 700° anno sì. dalla sua scomparsa oggi. Grande personaggio, e speriamo bene in una piccola statua anche a Venezia. Esatto, bene. Ciao alla a tutti, alla ciao. prossima. Avete ascoltato Ciao. Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio Rossella, Gianluigi e Remo Omar, una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo a martedì prossimo.